Una bolletta di per sé quando fa capolino a casa si fa fatica a digerire, si fa fatica ad accoglierla di buon umore. Se poi per uno stesso tributo ne arrivano due, e allora le imprecazioni si sprecano. È il caso delle famiglie che vivono nella porzione di territorio al confine tra Favara e Agrigento, a tutti nota come Favara Ovest, da decenni al centro di un serrato dibattito politico fra le amministrazioni che si sono succedute. Nei giorni scorsi gli abitanti, che avevano già pagato il costo del servizio di raccolta dei rifiuti per l'anno al municipio di Favara, che di fatto garantisce il servizio, si sono visti notificare la bolletta 2011 da Palazzo dei Giganti, all'anagrafe del quale risultano iscritti. Non sono mancate le reazioni, le segnalazioni sono arrivate subito sul tavolo di Anna Alba. La sindaca pentastellata ha contattato il comune di Agrigento e poi si è riservata anche di chiedere un incontro e l'intervento al prefetto di Agrigento Nicola Diomede per provare a trovare una soluzione. I problemi sono scaturiti a seguito del censimento della popolazione del 2011. Risultato? Circa 800 soggetti sono transitati d'ufficio all'anagrafe del comune capoluogo. L'accordo per la rettifica dei confini è ormai in fase avanzata, al termine di lunghe e laboriose trattative tra le commissioni consiliari paritetiche dei due comuni, recentemente concluse con una intesa approvata dai rispettivi consigli. Ma l'iter è ancora lungo, servirà pure l'indizione di un referendum e intanto i disagi restano e le polemiche non si placano con le bollette in tasca che scottano.